Nella tradizione sarda il Natale era un importante e significativo momento di aggregazione. Un'occasione ideale per riaffermare e a volte riallacciare i rapporti tra i membri della famiglia. Il Natale era un momento estremamente positivo in cui il capofamiglia tornava nella propria casa tra gli affetti dei propri cari. Dopo aver trascorso a causa del lavoro, per esempio il pastore, diversi mesi in freddi ricoveri di montagna e in totale solitudine. Secondo la tradizione sarda il momento più importante era la notte della vigilia di Natale, chiamata Sa notte e scena, la notte della cena. In questo evento il caminetto, grazie al suo calore essenziale in inverno, diventava il centro delle attività di ogni famiglia. Per questo motivo era abitudine tagliare e conservare un grosso ceppo in occasione del Natale chiamato Sutrunku de Scena o Cozzina e Scena. Secondo la tradizione sarda tutta la famiglia partecipava ai preparativi della tavolata di Natale che iniziava diversi giorni prima della Notte Santa. Accanto al tepore del caminetto ogni famiglia consumava in abbondanza le pietanze della tradizione pastorale, come il maialetto, l'agnello e il capretto arrosto, e derivati dalle frattaglie come satrattalia e sacorda. Non mancavano formaggi e salsicce fatte con il maiale allevato in casa e macellato anzitempo. Dopo cena solitamente si ascoltavano le storie più o meno fantastiche ed esperienze di vita, narrate dagli anziani soprattutto ai bambini che seduti attorno al fuoco venivano affascinati da storie di giganti, orchi e fate. In riferimento al mondo nuragico con cui tutti i sardi sono da sempre connessi. In alternativa si trascorreva il tempo con giochi tradizionali sardi come Subarralliku, Puntaoku, Arrodedas de Conca de Fusu, Cavalieri in Potu e Tombola. Ma anche giochi di carte come Mazzetu e Setep Mesu in Kraru. Con l'avvicinarsi della mezzanotte i rintocchi delle campane avvisavano la popolazione che la messa di Natale stava per iniziare. Per questo evento tutte le chiese venivano addobbate con una grande quantità di ceri. La concentrazione di fedeli che assisteva alla messa di Natale era molto alta rispetto ad oggi. Talmente tanto che spesso si generava troppo baccano durante le funzioni religiose. In alcuni casi è capitato di sentire fucilate in segno di gioia provenienti dal portone o più raramente anche dall'interno della chiesa. Ricordiamo che secondo la tradizione le donne in lutto non potevano partecipare alla messa di mezzanotte, ma partecipavano alla prima orazione del giorno dopo. Inoltre il momento della messa era considerato propizio dalle donne in gravidanza. Nascere la notte di Natale era considerato un raro privilegio e un dono. Finita la messa la maggior parte delle persone tornava a casa, mentre alcuni gruppi di giovani ubriachi si aggiravano per le strade, continuando i festeggiamenti ballando e cantando fino alle prime luci dell'alba.